Il primo è stato Marcello Lascala, attivista e consigliere comunale di 5 Stelle. A seguire Angelo Vaccarello, uno degli 8 riconfermati a Sala Sollano ed eletto nelle elezioni scorse nelle file di Uniti per la città. Insomma, dopo le polemiche e l'indignazione nazionale sul caso Gettonopoli, culminata nel febbraio scorso in una manifestazione di piazza al Consiglio Comunale di Agrigento, torna d'attualità la questione lotta agli sprechi legata ai gettoni di presenza per i lavori d'aula e delle commissioni. È stato, come detto il consigliere Grillino Lascala, il primo a presentare una mozione con la quale chiede l'azzeramento dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari, una proposta che ha abbattuto il muro di gomma e il silenzio attorno alla questione. E così pochi giorni fa è arrivata la proposta di Angelo Vaccarello che parla di non azzeramento ma di forte riduzione del gettone di presenza sino al 70%. Effetti della presenza del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale sottolinea oggi la Scala, secondo cui la rivoluzione a Palazzo dei Giganti è cominciata. La Scala precisa inoltre che nella mozione presentata lo scorso 13 luglio si parla anche di tagli alle spese della politica e si tratta di una delle 12 tra le interrogazioni, mozioni, richieste di accesso agli atti regolamentati e protocolli su temi e proposte di estremo interesse e in alcuni casi piuttosto urgenti. Adesso conclude, attendo che anche gli altri colleghi presentino proposte in Consiglio Comunale che abbiano le stesse intenzioni. Presso i cittadini, conclude, sapranno e valuteranno chi fa della politica un mestiere per arrotondare e chi ne fa una missione.